Infatti, 50 anni di storia, un grande cantautore, tanti successi, dall'immensità a Pregherò, Canzone, La Casa Bianca. Signori, è con noi Don Bachi! Grande Don Bachi! Ciao! Una doppia presentazione anche da Giovanna, grazie, ho sentito, che apprezza tantissimo. Grazie moltissimo, Giovanna. Non devi fare altro che chiedermelo, io eseguisco. Lo chiede. Eseguisco. Vieni. Allora, no, scusate se rientro. Non vorrei che tu facessi come fanno tutti, promettere e mantenere da paurosi. Lui mantiene, promette e poi non mantiene. L'hai detto? No, l'ho detto e lo farò sicuramente. Io sarò felicissima di fare, e ti giuro, lo dico qui davanti, io credo di essere una delle poche donne che ha una sola parola. Non so se sarà una canzone, diciamo, all'altezza di Sognando. Deve però, essere una, e sarà comunque meravigliosa, dove c'è la poesia, sì. Basta che sia tua. Va bene, La grazie. poesia, tu sei la poesia Grazie, assoluta. La prosodia meravigliosa di un grande autore. Grazie. Molto gentile, Giovanna. Bene, allora sei già stato presentato, ce ne andiamo perché una presentazione così è il massimo. Allora, no, sappiamo che tu sei molto fervido artisticamente, sei sempre pronto nell'arte, nella musica, anche letteratura, perché scrivi anche libri, sì. E quindi sempre libri dedicati anche alla musica e alle... Alcuni sì, altre volte no. E altre volte no, infatti. E allora appunto parlaci di questo libro che tu hai scritto, Storia di altre storie, che fa parte di una trilogia. Sì. Dunque, in parole brevi, se possibile, sì, è il secondo volume, il primo ovviamente è già uscito un paio d'anni fa, si intitola Questa è la storia e tratta evidentemente una storia musicale che è la mia particolare, pur non essendo una autobiografia, è veramente un racconto, un romanzo, tra l'altro scritto in terza persona, e prende le mosse dal 1955 per arrivare nel primo volume al 1969. Dopodiché, questo dal 70 all'80. Esatto, dopodiché adesso un mese e mezzo fa circa è uscito questo secondo, che sarebbe il seguito, che appunto si intitola Storia di altre storie e racchiude il periodo successivo che va dal 70 all'80. Dopodiché sto scrivendo il terzo e vedremo fino a dove arriverò. Mai, sei incredibile, malgrado i 50 anni di carriera che hai festeggiato quest'anno. Esattamente, sì. 1960-2010, ecco. Un'altra cosa tengo a sottolineare che questi libri tutti e due non sono soltanto in prosa, bensì contengono una messe enorme di documentazione fra fotografie, documenti, lettere, non so, di Mario Riva, di Giorgio Gaber, minute di canzoni, le prime che ho scritto con le cancellature, se può essere interessante o meno, ma insomma sono delle piccole curiosità che arricchiscono sicuramente i volumi. Ma io, a parte la letteratura, voglio parliamo dire... del nuovo ecco, CD recentemente uscito dal titolo Il mestiere delle canzoni. Esattamente, è un CD nuovo ovviamente, con 12 brani nuovi, e è stato prodotto da mio figlio Emiliano, che appunto ha curato tutta quanta la realizzazione di questo CD. Sono, come dicevo, 12 canzoni nuove e peraltro sono qui apposta per cantarne qualcuna da questo CD, il mestiere delle canzoni, perché le canzoni fanno questo grande piccolo miracolo, cioè di emozionare. Il mestiere delle canzoni è proprio questo, cercare di emozionare. Diciamo ancora qualche complimenti per ovviamente questa frase vera e profonda per un cantante come te, e poi appunto parliamo anche un po' di chi ha collaborato con te, tipo anche D'Episcopo, no? Che hanno lavorato in questo CD. Ha suonato in alcuni brani di questo CD, anche Alberto Radius e molti altri musicisti. Gli arrangiamenti sono di un mio grande amico che è stato e lo è tuttora tutto sommato anche il mio pianista, si chiama Enzo Polito, pertanto io so che loro recepiscono la mia sensibilità artistica e l'hanno trasmessa ottimamente in queste canzoni. E ora ci fai ascoltare 2 brani? Esattamente, il primo si intitola Candida e l'altro si intitola 20 anni. Esattamente. Tu però
Ne hai 50 di carriera, non 20. 20 li ho nel cuore. Nel cuore, però permesso, 50 sì. di carriera. Sì. Don Bacchi. Grazie Elena. Non abbassare a terra gli occhi, non è un peccato questo amore, fa che la mano mia ti tocchi, colga il tuo fiore, lascia che sciolga i tuoi capelli, sarà il vestito tuo più bello, su vieni amore, non tremare, vieni a sbocciare. Io non vorrò mai nemmeno sapere se per avere l'amore che ho avuto e se per dare l'amore che ho dato tu mi hai stregato. E non mi importa nemmeno scoprire cosa nascondi nel dolce sorriso, se nel tuo corpo si cela l'inferno o il paradiso. Se tu sei demone o sei casta, se sei bugiarda o sei sincera, io voglio amarti un'ora e basta, un'ora intera, e non coprire il tuo candore con le tue bianche e dolci mani, non arrossire adesso amore, fallo domani. E non mi importa nemmeno scoprire cosa nascondi nel dolce sorriso, se nel tuo corpo si cela l'inferno o il paradiso. Se tu sei demone o sei casta, se sei bugiarda o sei sincera, io voglio amarti un'ora e basta, un'ora intera, e non coprire il tuo candore con le tue bianche e dolci mani, non arrossire adesso amore, fallo domani.